E bisogna tutti detto e da sempre problemi di sangue che continuano a fare problemi e tutti i problemi di sangue. Eccomi qua, cari miei, e come vedete sono il laghetto di Roana, tecnicamente chiamato Spillek. E niente, questa qua è la base di partenza per l'escursione di oggi, che mi porterà su al Monte Aerio, e in un tratto attraverserò anche il percorso Selvart, con le varie strutture in legno, eccetera. Ecco, quindi accompagnatemi in questa escursione delle durate di 4,5 km, 600 metri di dislivello, e qua siamo sui 1000, arriverò fino a 1620 circa. Quindi niente, bando alle ciance, partiamo che oggi ho anche il tempo cronometrato. Attenzione, come al solito dimenticavo la data. Oggi siamo sabato 9 settembre e passando per Asiago ho beccato Made in Maiga. Ecco, una volta giunto a questo bivio, beh, tutte le indicazioni indicano verso sinistra, quindi abbiamo pochi dubbi. Il K2 come prima meta. Ecco, qui siamo arrivati al rifugio K2. La grotta e la grotta tutta la vita. Comunque un'informazione tecnica, per la prima volta su consiglio di una persona mi ha commentato un video, ho scaricato l'applicazione Komoot e caricherò le tracce del percorso lì, perché appunto non so come spiegarvi il sentiero da fare e da video non si vede. Ecco qua, arrivati a Maiga Aerio finalmente. Dopo il ritorno prenderò sicuramente questa, perché quello che ho fatto ora è un incubo. Baito aereo, stupendo. Ultima rampa e poi l'arrivo. Ecco qua, arrivato il Monte Aerio. Mamma mia ragazzi, qui al sole per salire l'ultimo pendio è stato da morire, infatti vedete mi sono tolto anche la t-shirt. E niente, adesso faccio pausa pranzo, dopo riparto perché oggi, ripeto, veramente il tempo contato. Allora, dopo essermi sbizzarrito a farmi un po' di foto qui in questo punto panoramico, provando un po' di DJI perché povero, se no non le uso mai. E poco prima vi avevo detto che avrei preso la strada giù a Maiga Aerio, però qui ho trovato la stessa indicazione, vedete, Roana Pranoli, che praticamente è il lago.
00:05, quindi sì, quei tempi ci siamo. Quindi direi di prendere questa strada e andare giù per di qua. Ultima panoramica stupenda con la valle dell'Astico qui sotto. Dopo qui da Trecke-Conca verso est. Mamma mia ragazzi, guardate che bellezza si è aperta attraverso questo sentiero. Monte Varenne con le sue maghe un po' più in basso e col forte in cima. Sua Maestà Cima Portule. Meraviglia comunque. Ahimè invece guardate quest'area delimitata dal mio dito indicativamente, che disastro il bostrico di abeti seccati lì giù, danni da vaia, qua danni ancora più gravi da bostrico. Qua cari miei siamo al Buso Stone House, che non si vede perché tra le fronde dei rami, tra l'altro il sole fa un effetto particolare, però ok ragazzi, ho trovato un punto migliore in cui si vede decisamente meglio. Il cellulare non rende purtroppo, ma credete che è bello profondo. Soprattutto guardate questo ponte di roccia che è resistito veramente molto scenografica direi. Ecco qua, questa casupola è indice che siamo quasi arrivati alla fine dell'escursione. Allora, ho appena fermato la traccia su Komoot, che non renderò pubblica perché ho commesso alcuni errori di percorso in salita e effettivamente come avevo letto su le volpi del Violet, che è da dove avevo preso spunto per questa escursione, si diceva che il sentiero era un po' un casino anche a causa di vaie, delle opere di rimozione del legno, dei lavori di esbosco. Infatti è stato un po' a tentativi, quindi eviterò di mettere questa traccia un po' sbagliata come pubblica. Però elementi salienti allora, come mi è consigliato di fare Asia, che so che vedrai questo video. Allora, come altitudine massima 1630 metri, come dislivello positivo, che poi è anche il negativo, 570 metri, 2 ore e 57 tempistica in movimento, 4 ore e mezza per l'escursione in totale, però bisogna contare tutti i video, la pausa pranzo, le foto e tutte queste robe qua. Quindi qui da Palaghiaccio di Enrico Fabris e Nicola Tumolero è tutto. E io vi rimando alla prossima escursione e niente, buona visione.